La lingua veneta entra in biblioteca a Rosà e parla ai ragazzi, mostrando loro storia e potenzialità di una cultura che affonda le sue radici nelle nebbie del tempo. Parte in paese un'iniziativa dedicata alla lingua dei Veneti, dalle prime testimonianze di 3000 anni fa sino all'epoca più recente. Ripercorriamo in ogni pannello i documenti linguistici del Veneto spiegati in 4 lingue, in lingua italiana, in lingua veneta, in lingua inglese ed in lingua portoghese, in onore ai nostri fratelli veneto-brasiliani che vivono in Brasile. E qui ripercorriamo quello che è la civiltà veneta nel suo aspetto linguistico, trovando anche di conseguenza la testimonianza viva e molto forte dell'essenza veneta nell'espressione. In ballo trattati veneti di scienze, arte, aritmetica, traduzioni illustri e opere in lingua, conosciute e meno conosciute, che danno l'immagine del Veneto come prima lingua volgare dal latino tramite importanti testimonianze nei secoli. Che ci rendono orgogliosi di essere veneti e ci obbligano un pochettino a essere più orgogliosi davvero, non solo a esserlo, ma anche a far capire perché siamo orgogliosi di essere veneti. La reazione degli studenti pare essere molto positiva. Hanno potuto vedere e capire alcune cose che non hanno studiato in realtà a scuola, ma anche sono nel momento in cui riescono ad autonomizzarsi e quindi ad acquisire un'autonomia anche di ricerca. Li abbiamo invitati con tutti questi pannelli in realtà a poter approfondire ulteriormente ciò che vedono, queste piccole testimonianze di ogni pannello. Per esempio su ogni pannello esiste il QR code dove si può sentire anche la pronuncia veneta del testo veneto letta da diversi ragazzi.